time. Waiting is useless, come out of your shell. Nobody's asking to shadow yourself. Give all you've got unconditionally. Questi applausi che io definisco sulla fiducia, perché ancora non abbiamo fatto nulla per meritarceli, però insomma ce li fate e noi siamo ben felici di questo, anche perché in fondo è il premio migliore per chi sta su un palcoscenico. Nova Outlet Village, una serie di iniziative straordinarie in questi mesi estivi, il giovedì. Stasera siamo con la bellezza con il quale il sottoscritto ha poco a che vedere. Infatti io parlo della bellezza, parlo di belle ragazze, parlo di 21 belle ragazze che si contenderanno il titolo, la fascia regionale di un volto per fotomodella. Nuoto. Numero 2, Janaina, pronunciato bene? Janaina, mi ha detto su lei l'accento, 19 anni, di Monfalcone, studentessa in indirizzo sociosanitario, la nostra concorrente numero 2. E quindi con il numero 3 c'è Carol Scudeler, 21 anni, di Latisana, provincia di Udine, studentessa in lingue, il ballo latinoamericano è la sua passione. Quindi abbiamo Sara Ceccarini con il numero 4, 22 anni, da Cervignano. Lei fa la hostess per eventi, quindi è un po' nell'ambiente, e gli animali sono un po' la sua passione, inerente all'ambiente anche quelli, in alcuni casi perlomeno. È bello perché uno può fare anche una battuta perché non c'è lo stress della giuria, perché poi uno, se fa una battuta in più quando sfila una ragazza, arriva su, mamma mia, ha fatto una battuta, invece stasera siamo liberi. Lisa, ci sei, numero 5, prontissima, 15 anni, da Fanna, in provincia di Pordenone, studentessa allo IAL, ascolta musica, chissà se sei venuta qui al POV Music Contest, Music Lab, a te piace Max Pezzali e quindi lo diciamo, insomma, ecco. Lisa. E quindi abbiamo Marina con il numero 6, a 18 anni, arriva da Cividale del Friuli. Lei studia al liceo classico, la sua passione è il teatro, fa teatro da 6 anni, adesso sarà impegnata in un lungometraggio, insomma, tutte ragazze molto attive in questo settore. Andiamo con la prossima, la concorrente numero 7, lei è Elena, 20 anni, arriva da Udine, studia giurisprudenza. Intravedo il vestito rosso di Greta Mainardis, da Corno di Rosazzo, 18 anni. Sta studiando come mediatore forense e suona il pianoforte, questa è la sua passione. E quindi Laura Acampora, concorrente numero 9, che arriva da Lignano Sabbiadoro, 19 anni. Fa la ristoratrice, fisioterapia è quello che potrebbe essere la sua specializzazione futura, e balla hip hop. E quindi Giada Cusin, numero 10, lei arriva da Codroipo, a 20 anni. Studia in arti e scienze dello spettacolo. Giada. E quindi concorrente numero 11, Asia, arriva da Udine, giovanissima, 14 anni, studentessa operatore sociosanitario. Ecco, è una cosa che mi ha incuriosito nella scheda di Asia, è che lei è già appassionata di fotografia, si diletta nel fare paesaggi, quindi così giovane, una bella passione da coltivare, brava Asia. Poi andiamo con la prossima, che è Giulia arriva da Tavagnacco, a 18 anni. Fisioterapia e scienze motorie, tante fisioterapie, hanno capito che c'è bisogno del settore.
fisioterapia in scienze motorie, la ginnastica ritmica è la sua passione. Giulia. E quindi andiamo con la concorrente numero 13 che è Erika, 16 anni da Trieste, studentessa al liceo scientifico. Quindi andiamo con Lara, 18 anni di Udine. La recitazione è la sua passione. E quindi andiamo con Laura, concorrente numero 15, da Romance di Varmo, 23 anni, architettura è la materia nella quale è impegnata, però la sua passione è il canto. Prendi nota, prendi nota. E poi andiamo con Michela, 19 anni da Tricesimo. Michela, studentessa alle scienze di tecnologie alimentari. La danza sportiva è la sua passione. Poi abbiamo con la concorrente numero 17 che è Alessia, 19 anni di Maiano. Studentessa in design per interni, il pattinaggio artistico è la sua passione. Giulia Gianandrea, concorrente numero 18, 22 anni, arriva da Udine. Studia in lettere e filosofia. E quindi andiamo con Jessica Bauccio, arriva da Staranzano, la concorrente numero 19. Ha 15 anni, studentessa al liceo linguistico. Il ballo è la sua passione. E quindi andiamo con Jessica Ria, 17 anni, da San Giorgio della Richimbella, provincia di Pordenone. La fitbox è lo sport che preferisce e che pratica, che però ha detto che non ha nulla di violento, no, una cosa tranquilla, la giusta legittima difesa. E quindi chiude questo gruppo Sara Pantarotto, che arriva da Fiume Veneto, provincia di Pordenone. Studentessa in economia aziendale, fa la hostess. L'equitazione è lo sport che preferisce.
questo punto le vediamo pronte in costume da bagno, nello stesso ordine, quindi abbiamo apprezzato la loro bellezza, abbiamo visto come indossano dei capi, tra l'altro poi saranno protagoniste di una sfilata molto particolare, ma di questo ne parleremo in un secondo momento. Adesso però le vediamo in costume da bagno, sì, a questo punto io dirò solo il loro nome perché lasciamo un po' di musica e possono sfilare al meglio. Marina. E quindi abbiamo Elena. E quindi abbiamo Greta. E poi Laura. E poi Giada. E poi Asia. Giulia. Your venom, shut. I hate it when you hit and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. Erika. To judge, but when you read your speech, it's tiring. Dico ai giurati come sono più sorridenti stasera, ragazze, si vede sono più libere, meno, non sentono lo stress della giuria. Bene, anche Erika. Lara. E quindi andiamo Laura. Our love is running out of time. I won't count the hours, rather be a coward when I pull the line. I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find no silver. Michela. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go down. Alessia. I'm turning up the volume when you speak, 'cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I'll find a way to break it. Giulia. Jessica. I'm
Jessica. E quindi Sara. Facciamo un bel applauso per tutte le nostre 21 ragazze, perché sono state davvero molto brave. A loro modo sono tutte delle vincitrici, perché per essere qui hanno passato comunque delle selezioni, dei casting. Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años. Just one day in life, so I can understand. Fighting just to survive, but you taught me I can. We are the lucky ones. We are. Oh, we are the lucky ones. We are.
E grazie agli amici di Club Diamante. Bene, a questo punto io ho invitato i due stilisti che abbiamo visto, perché sono andati naturalmente a dedicarsi ai loro abiti, perché il difficile non è tanto la sfilata ma è anche quello che c'è nella preparazione, nel far indossare l'abito, quindi si sono dedicati giustamente ai loro abiti. Federico Trevisan e Nicoletta Maniassi con noi sul palco, un bel applauso. Ci raggiungono? Sì, ci raggiungono. Nicoletta. Dottor Villa, le presento Nicoletta Maniassi di Monfalcone. Dottor Villa, le presento Federico Trevisan di Rovigo. Stavamo pensando prima che casualità ha voluto che anche l'anno scorso il premio Palmanova Hotel Villa, l'anno scorso era stato dato solo un premio speciale dato alla categoria studenti, quest'anno invece avete deciso di raddoppiare, la cosa ha fatto sicuramente piacere a noi e soprattutto a loro. Anche l'anno scorso il premio era dato da una ragazza di Rovigo che è stata presente qui l'anno scorso con noi.